Buongiorno, focus bollettino cultura erbacea e aggiornamento. Diabrotica del mais. Stiamo raggiungendo sull'intero territorio regionale, con qualche giorno di anticipo nel Veneto centro-occidentale, il massimo sviluppo delle popolazioni larvali, la massima presenza di larve e quindi anche il massimo danno radicale su mais che segue mais in zone ad elevata popolazione di diabrotica, con elevata popolazione di diabrotica, quindi ad elevato rischio di danno. Zone ove è ancora importante l'incidenza della monosuccessione e ove quindi le popolazioni di adulti sono molto alte, quindi la possibilità di avere mais che seguono mais fortemente infestati può essere apprezzabile. È quindi opportuno in appezzamenti che in queste condizioni un'osservazione delle piante, della presenza di ginocchiature, allettamenti per eventualmente intervenire prontamente con ricalzature, irrigazioni, eh, per, per stimolare la reazione degli apparati radicali, il loro ancoraggio e quindi ridurre l'impatto negativo di tali fenomeni. Da qui in avanti i ricacci cominceranno a essere sempre più importanti ove ci sono stati danni e quindi anche il rischio di ginocchiature e allettamenti tenderà a diminuire. Tuttavia, temporali in questa fase possono evidenziare fenomeni di questo tipo in modo molto palese. Altro aspetto importante, pratico, da seguire in queste zone con, ribadisco, elevate popolazioni di diabrotica e mais che seguono mais, ma anche mais che non seguono mais, perché se le popolazioni di adulti sono molto elevate, questi si distribuiscono e possono danneggiare anche mais che non seguono mais, ma mais al primo anno, è importante verificare se le popolazioni di adulti sono superiori a certi livelli sulle trappole cromotropiche. Subito prima della fioritura, valori superiori a 30 adulti per giorno possono, possono essere correlate con dei danni significativi alle spighe. È un fenomeno abbastanza poco frequente, però talora può verificarsi, ribadisco, con popolazioni molto elevate di adulti. Quindi attenzione, nei giorni subito prima della fioritura del mais, che si può ben individuare con un occhio esperto, verificare se si superano valori di 30 adulti per giorno sulle trappole cromotropiche per eventualmente intervenire prima della fioritura per ridurre le popolazioni di adulti e quindi ridurre il danno alla spiga. Pur essendo poco frequente, in zone con ancora elevate popolazioni di diabrotica per una non ancora elevata introduzione di un avvicendamento culturale efficace, potrebbe essere utile stare attenti.